In particolare a partire dal numero 1 di The Onion, che è il favorito di questa corsa. 1 The Onion, 2 Joli Quito, 3 Vita Brolin, non corre col 4 BAB, col 5 Victoria S, col 6 Newfie Hanover, col 7 Icori Almarst, con l'8 Silent Admirer. Due soli i cavalli di proprietà italiana in gara, si tratta di Newfie Hanover e Silent Admirer, tentano di sfidare l'ondata che viene dal nord, l'ondata degli svedesi. La macchina prende velocità, si scatena la lotta per acquisire le prime posizioni, vediamo all'interno Joli Quito, poi ancora Evita Brolin, anche The Onion tenta di mantenere il posto allo steccato, però preme Joli Quito, il francese, che ha quasi tutto un cavallo di vantaggio nei confronti di The Onion, ma lo svedese rientra. Vedete bellissima la mossa di Stig Johansson, che è rientrato a Joli Quito, molto corretto Michel Roussel. Primo piano per The Onion, che conduce dopo 300 metri di corsa nei confronti di Joli Quito, mentre all'esterno si profila subito Evita Brolin, l'avversaria principe di The Onion. I primi 400 metri sono stati percorsi sul piede di 1:10, 28 secondi i primi 400 metri, ha trovato posto in corda Evita Brolin davanti a Joli Quito, in quarta posizione Victoria S, poi seguono Newfie Hanover, quindi ancora Silent Admirer e Icoli Almarst in ultima posizione. Mezzo miglio alla fine dell'atto conclusivo della lotteria di Agnano, conduce The Onion nei confronti di Evita Brolin, poi il francese Joli Quito, quindi ancora Victoria S, Newfie Hanover, Icoli Almarst e Silent Admirer. Il ritmo è vertiginoso nonostante le condizioni della pista si siano appesantite. Mancano 400 metri alla fine della gara, preme sull'acceleratore il guidatore di Evita Brolin nella scia di The Onion che conduce. 250 metri al traguardo, sempre in testa al gruppo The Onion, seguito da Evita Brolin che sposta dalla sua scia, poi in terza ruota ancora si profila Icori Almarst. 200 metri alla fine della corsa, in testa The Onion alla frusta di Stig Johansson, ha 2 lunghezze di vantaggio sugli altri, sembra facilissimo il suo successo e così infatti va a vincere The Onion nei confronti di Evita Brolin, poi ancora Newfie Hanover e Icori Almarst al quarto posto con più distaccati Victoria S